Ecco, sotto Natale, governatore, il distretto Lions ha fatto un'opera di carità, di bene, anche un desiderio del dottore Gramaglia, ha donato questo bell'acquario. Allora, tutto nasce per caso. Mi sono incontrato qualche mese fa insieme ad altri amici Lions, abbiamo incontrato per caso il dottore Gramaglia. A quel punto lui mi disse, io chiesi a lui di entrare nei Lions e lui mi disse: più che entrare nei Lions ti chiederei una cosa. Dico: dimmi, cosa vorresti, cosa desideri? Dice: il nostro sogno sarebbe quello di portare un acquario in pediatria. E gli ho detto: perché non lo chiedi? Allora lui non ci credeva, gli ho detto: l'acquario tu l'avrai. Sostanzialmente, ecco, questo è un dono che ritengo è importante che sia stato fatto proprio in questo momento che è il Natale, e non è che sia stato fatto in un qualsiasi reparto dell'ospedale di Agrigento, ma fatto proprio in pediatria, e ritengo che è l'esempio, il simbolo di quello che può essere soprattutto la gioia e il sorriso che dovremmo avere noi adulti nei confronti di bambini che dovrebbero comunque avere, al di là di una cosa, il diritto alla salute, e devo dire che questo è una cosa bella che noi facciamo nel tentativo di poter far sorridere anche questi ragazzi in momenti, diciamo così, di tristezza che chiaramente attraversano, ma attraverso anche questa presenza che noi facciamo col cuore, con grande generosità, con il coinvolgimento di tutti i Lions della Sicilia. Vogliamo dare un segno di solidarietà, che è il nostro servizio, che è il nostro modo di essere, e sicuramente laddove c'è un bisogno c'è sempre un Lions, e quindi sono convinto che insieme si può. Sì, effettivamente è un desiderio che covavo da diversi anni, che avevo apprezzato nei miei viaggi che facevo all'ospedale nel reparto di pediatria a San Raffaele per trovare mio figlio che studiava là. Vi devo dire che è un regalo che ho apprezzato e ho avuto la fortuna che è nato tutto per caso, da un incontro casuale con il governatore Collura. Ci siamo incontrati, gli ho chiesto, dico, avrei il desiderio di realizzare un acquario per i miei bambini del reparto di pediatria. Lui subito ha accettato la sfida, immediatamente si è organizzato ed oggi siamo qui ad inaugurarlo con la felicità sia del Lions sia della pediatria tutta, ma anche del direttore generale che è venuto di persona a venire a accettare questo bellissimo regalo. Il rapporto di collaborazione che viene instaurato tra l'ASP di Agrigento e i club service, in particolare il Lions, è evidentemente un momento di grande solidarietà, soprattutto quando questa solidarietà viene espressa nei confronti di una fascia debole che sono i bambini, e io sono felice di partecipare a questo incontro, a questa manifestazione di oggi, perché evidentemente è un segnale di un rapporto che spero continui anche per altre iniziative e che sia sempre più proficuo per il futuro.